Alessandro, ci hai portato una bellissima immagine di Savognano dove Sì. si vede anche la tua azienda. Ci spieghi un po' dove sono i vostri vigneti e qual è diciamo, la loro caratteristica e peculiarità? Sì, allora, da qui c'è la sede aziendale, questa è la chiesa di Savognano. Le vigne di proprietà, quelle più vecchie, diciamo, più datate, si trovano appena sotto la sede aziendale, dove qui c'è una vigna di Sauvignon abbastanza recente del 2008. Questa parte invece a nord è stata riservata completamente al Piccoli, mentre se ci spostiamo verso est abbiamo questa zona che è chiamata la Cengle, che è famosa per dare le migliori uve di Savognano, perché ha un'esposizione perfetta in pieno sud, il terreno è argilloso e calcareo. Poi le altre nostre vigne si trovano leggermente verso sud, verso gli abitati di Ragosa e di Primulacco. La particolarità di Savognano, come ti avevo già detto, è la complessità geologica del territorio. Nella parte a nord si trova la zona più pregiata, diciamo così, perché ci sono dei terreni calcareo-argillosi. La zona pianeggiante dove si trova l'abitato di Savognano è completamente argilloso e poi l'argilla si mischia a sud verso il pianoro alluvionale di Primulacco, si mischia alle ghiaie. Quindi abbiamo nel giro di 150-200 metri abbiamo tre tipologie di terreno che possono dare, se si vuole, tre vini completamente diversi. E quindi è una zona dove poi anche abbiamo il torrente Torre che scende da nord e quindi dà delle condizioni climatiche idonee allo sviluppo di un particolare fungo che viene chiamato tecnicamente Botrytis cinerea, che dà dei vini splendidi, la famosa muffa nobile. Quindi diciamo che proprio Savognano, per la sua conformazione morfologica, è proprio una zona vocata per il vino. Sì, è vocata per il vino. Siamo qui con Alessandro dell'azienda agricola Perini che ci illustra i vini che ha portato per noi. Allora, ho portato due bianchi e un rosso. Partiamo dal vino dolce. Questo è un Verduzzo friulano che viene prodotto probabilmente in una delle vigne di Verduzzo friulano più vecchie del Friuli, è una vigna del 1920, quindi è una vigna che oltre ad essere bella da vedere, perché ci sono delle viti veramente che parlano quasi, no? Per la loro bellezza e la loro storia. Poi un Sauvignon Blanc che si chiama Chiasis, perché praticamente è il Sauvignon che prima vi ho illustrato e si chiama così perché è una piccola vigna in mezzo a delle case, quindi il nome è anche un po' particolare per questo motivo. E questo vino in che legno è passato? Perché la caratteristica della tua azienda sì, è che vengono passati tutti i vini in barrique. Sì, sono delle barrique di rovere francese. Il legno usato viene fatto maturare per 36-48 mesi all'aperto prima dell'assemblaggio, quindi sono dei legni molto particolari perché sono famosi per la loro neutralità, cioè anche se produciamo un vino bianco in un legno nuovo, di questa ditta francese da cui noi ci ricordiamo, il vino veramente non viene mai intaccato dal legno, quindi la nobiltà di questa barrique sta anche in questa sua capacità di rispettare il frutto del vino. Poi passiamo al Merlot. Il Merlot è un altro vino classico nostro, lo produciamo da quasi un secolo, assieme al Refosco è il vitigno su cui noi puntiamo di più. E puntiamo di più perché è un vitigno che ama i climi freschi, è un vitigno a maturità precoce, e quindi su 10 annate, 8 annate su 10 si comporta veramente bene. Fa il suo dovere. Fa il suo dovere, sì. Ringraziamo Alessandro dell'azienda Perini di Savognano del Torre.